Martedì 23 aprile, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi parleremo della donazione di organi. I siciliani sono sempre più generosi. E poi ancora il dibattito sulle associazioni pro-life nei consultori pubblici, non tutti naturalmente sono d'accordo, e naturalmente della vigilia della festa dei fiori ad Acireale, gemellata con Sciacca, ferme comprese. Ma intanto la cronaca: la mafia cerca di riorganizzarsi. A Palermo sono stati sequestrati beni per 1 milione al nipote del Papa, il boss Michele Greco, quello che era morto nel 2008. Ebbene, questo giovane stava ricostituendo la commissione provinciale, perlomeno ci provava, la cupola, cioè, di Cosa Nostra. Vediamo. Cosa Nostra cerca nuovi padrini e dopo ogni duro colpo inferto dagli inquirenti anche nuovi equilibri. A Palermo ci stava pensando Leandro Greco a riorganizzare la commissione provinciale di Cosa Nostra, prendendo parte a numerosi incontri con esponenti di vertice di altri mandamenti. Personaggio di spicco è ritenuto il capo del rione palermitano di Ciaculli. Arrestato nel 2018, è figlio di Giuseppe e nipote di Michele Greco, detto il Papa per il ruolo direttivo che ricopriva all'interno dell'organizzazione mafiosa. Oggi molti dei suoi beni sono stati sequestrati, un patrimonio stimato in oltre 1 milione di euro. Colpo su colpo gli inquirenti lavorano ai fianchi le famiglie mafiose, con arresti eccellenti e sequestri che creano scossoni e fibrillazioni all'interno dei clan. La mafia palermitana e più in generale della Sicilia occidentale oggi cerca una nuova guida forte e stabile. Sul fronte orientale, periodo complicato per i cursoti milanesi, Santa Paolo Ercolano, il clan Cappello. La guida deve essere in grado di reggere bene le fila degli affari che si chiamano droga, corruzione, appalti. L'arresto di Messina Denaro è stato certamente un grande successo per lo Stato, non smette di ripetere il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, ma non ha segnato la fine di Cosa Nostra. Un'organizzazione camaleontica come Messina Denaro, che si scopre avesse pure un profilo Facebook con il nome di Francesco Averna, medico chirurgo, laureato all'Università Bocconi di Milano, single, attraverso il quale contattava donne e con alcune si è perfino incontrato. Un modo per portare avanti la sua latitanza e al tempo stesso vivere alla luce del sole senza destare sospetti. Aperto a Catania il cantiere per la realizzazione del solarium del Nautico a Ognina, che manca dall'estate del 2019. L'assessore al mare Guzzardi ha detto di contare di poterlo consegnare entro la fine di maggio. La giornata non è delle migliori, tuttavia sono in corso le operazioni per portare il materiale che servirà per costruire il solarium di Ognina. Tornano ad essere 3 i solarium a Catania, con il gradito ritorno della piattaforma di fronte al Nautico. Tutti, intoppi permettendo, saranno pronti entro maggio, mentre per le spiagge libere l'apertura dovrebbe avvenire nella prima decade di giugno. L'amministrazione Trantino accelera e, come annunciato dall'assessore al mare Guzzardi in mattinata, è stato aperto il cantiere per realizzare la piattaforma di Ognina. Una gru sta scaricando tonnellate di legname e ferro che poi dovranno essere assemblati. Oggi è la giornata della terra, ma è anche la giornata del solarium. Come da cronoprogramma abbiamo iniziato i lavori proprio questa mattina. Tempo permettendo e imprevisti permettendo, siamo in linea con l'apertura per fine maggio, inizio giugno. I catanesi ritrovano un solarium atteso addirittura da 5 anni. Sì, da 5 anni atteso, finalmente i catanesi potranno rivivere quello che è il famoso solarium del Nautico. Contemporaneamente verranno realizzati il solarium di Piazza Europa e la passerella per disabili a San Giovanni di Cuti. Intanto è stata avviata la prima pulizia delle spiagge libere della playa. Prima il confronto tra l'amministrazione Trantino, residenti e commercianti, poi la decisione. A Catania, piazza Federico di Svevia diventerà area pedonale. Sono previsti nuovi parcheggi e un servizio di navetta per arrivare nella zona dal Castello Ursino. A Catania l'amministrazione Trantino tira dritto, ascoltando però suggerimenti e proposte di residenti e commercianti. L'area di piazza Federico di Svevia diventerà pedonale, quasi 20 le strade che saranno precluse alle auto. È stato un percorso lungo e difficile da pianificare. L'ultima riunione a Palazzo degli Elefanti ha permesso di chiarire la posizione di tutte le parti. Da un lato il sindaco, deciso ad andare avanti sul liberare dalle auto la zona del Castello Ursino. Dall'altro le resistenze di chi la vive anche per lavoro e chiede servizi per non rendere penalizzante la chiusura. Queste le soluzioni.
Alcuni varchi del lato est della piazza resteranno aperti di mattina per garantire l'accesso alla scuola Vespucci, altri lo saranno a tempo. Dalle 20 in poi e per tutta la notte stop totale alle auto. Più volte è stato sollevato il problema dei parcheggi. Su questo punto Trantino ha annunciato la creazione di nuovi stalli, in totale circa 300. Istituiti in piazza Borsellino, in via Zurria, in corrispondenza degli Archi della Marina e all'interno dell'autorità portuale. Nelle ore serali AMTS garantirà un servizio navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e piazza Vaccarini con il Castello Ursino, garantendo altri posti per la sosta. Perché tutto questo diventi ufficiale si aspetta adesso una delibera di giunta. Non tutti gli animi sono sereni. Enrico Trantino ha promesso un nuovo incontro a settembre per verificare se le iniziative intraprese hanno bisogno di aggiustamenti. E adesso è il momento della rassegna stampa regionale con il nostro Angelo Gagliano. Bene, cominciamo con intanto le prime pagine e poi approfondiremo alcuni temi. Siamo sulla Sicilia di Catania che vediamo fra non molto. Eccola qui, il titolo di apertura. Diciamo che ci sono due fatti nazionali intanto sulla Sicilia, perché la Basilicata resta al centrodestra, si riferisce a elezioni chiaramente regionali, il campo larghissimo trionfa, Fratelli d'Italia primo partito, Forza Italia supera la Lega. E poi vedete, sempre in tema di elezioni, la Schlein ritira il nome dal simbolo del PD, Cuffaro idea Lantieri, il veto di Schifani in Forza Italia. Poi l'altra notizia che stamattina ritroveremo comunque su buona parte, quasi tutti i giornali, la notte delle stelle, riferimento all'Inter campione d'Italia, Inter travolgente nel derby, conquistato il 20° scudetto e fa festa in casa dei cugini milanisti, un capolavoro firmato Inzaghi. In tema di calcio, il Catania subito in castigo, squadra in ritiro fino alla partita con il Benevento, la crisi degli etnei dunque ancora non risolta, anche perché domenica poi c'è questa sfida decisiva per la salvezza intanto e poi per capire che cosa sarà del futuro di questa stagione. Le altre notizie dalla prima pagina della Sicilia, la tragedia a Lentini. Inseguì il ladro di arance che implorava pietà, le motivazioni dell'appello per questa condanna per l'omicidio, poi mafia e trame oscure, il duplice delitto Agostino, l'altro depistaggio firmato da La Barbera e la tragedia davvero che ha scosso un po' tutti nel Salernitano, un bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da 2 pitbull, ferita anche la mamma, una storia davvero che ha dell'incredibile. Siamo sulle pagine interne, vedete, della Sicilia. Torniamo al duplice omicidio a Lentini, le motivazioni dell'appello, ucciso a fucilate il ladro di arance che lo implorava di non sparare e ci sono dunque le sentenze con le motivazioni della Corte di Appello. E poi le indagini depistate dalla Barbera per il delitto Agostino e della moglie, l'approfondimento trovate all'interno della Sicilia, che lasciamo almeno per questa pagina. Si parla ancora di siccità, si realizzi la diga Valentino, emergenza idrica nell'Agrigentino, il Consiglio Comunale di Ribera è già mobilitato per chiedere un invaso sul fiume Verdura, ha chiesto un incontro alle attività produttive. E ancora sulla Sicilia, siamo sulle pagine di Catania, anzi sulla pagina di Catania e della sua provincia. A Catania scoperto dalla finanza un deposito abusivo di carburante e ancora gemelli coltelli a difesa della madre, ferito un 56enne dopo una violenta lite scoppiata domenica a Montepo, sono stati arrestati 2 fratelli. I 2 38enni incensurati non avrebbero approvato la relazione saltuaria con la vittima. Altre notizie, il nodo pedonalizzazione, ce ne siamo occupati pochissimo con il servizio, l'ultimo dei nostri servizi, chiusura piazza di Federico di Svevia, Trantino, vinceranno tutti. E poi ahimè una notizia di cronaca, l'incidente è avvenuto a Taormina, è morto il 22enne di Letojanni, i suoi organi salveranno altre vite. Ne occuperemo tra poco con il direttore regionale del centro dei trapianti, perché è stato autorizzato una serie di trapianti di organi di questo povero giovane morto nell'incidente.
E poi a Catania 6 nuovi defibrillatori negli uffici giudiziari della Corte d'Appello. I presidi di emergenza sono stati donati dall'azienda sanitaria Etnea, il presidente Pennisi, strumenti importanti e molte volte decisive dunque per i defibrillatori. A Catania processo per concorso esterno ad Angelo Lombardo, saranno ascoltati i pentiti Nizza e Scollo, slitta la requisitoria, i pubblici ministeri avanzano nuove richieste. E restiamo ancora sulle pagine di Catania. Alla zona industriale, ne abbiamo già letto il titolo, i finanzieri hanno localizzato la cisterna di un'azienda di logistica, sequestrati 3.000 litri di gasolio. Il titolare è stato deferito per sottrazione dell'accertamento, pagamento anche delle accise. Insomma, questo è quello che ci riporta alla cronaca. E poi adesso la prima pagina, cambiamo, siamo sul Giornale di Sicilia. Il marchio da killer del boss, vediamo il riferimento, quell'8 ottobre del 1981, tatuato sul braccio sinistro, apre nuovi scenari sulla carriera criminale di Messina Denaro. Era la vigilia dello storico venerdì nero con 5 omicidi di mafia. Una data importante, raccontava il super latitante alle sorelle, a soli 19 anni faceva il suo sanguinario ingresso in Cosa Nostra. Poi ancora i 12 milioni scomparsi, l'ipotesi di una truffa, l'inchiesta fra Trapani e Palermo. Ancora leggiamo la Basilicata resta al centrodestra, la Schlein niente nome sul simbolo. E poi anche qui foto, notizie, vedete sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, Inter un tricolore stellare, i nerazzurri campioni d'Italia con 5 giornate di anticipo. Ancora torniamo a Palermo città, per l'aggressione in piazza Verdi, sabato sera da incubo, pestaggio per un ragazzo, il 16enne, in ospedale con la mandibola fratturata, calci e pugni da un gruppo di coetanei anche quando era già a terra. Le indagini al via, sono stati acquisiti anche i video dei sistemi, diciamo, di videosorveglianza. Adesso siamo alla edizione di Palermo di Repubblica. Il personaggio, vedete, Palermo piange Agostino e il suo coraggio. Roberto Scarpinato, ancora, vedete, chiedeva la verità sulle stragi che lo Stato non vuole cercare. E poi 5 anni in uno e online, lo scandalo delle scuole private. Emergono i primi dettagli sul rapporto chiesto dal Ministero alla Regione Siciliana. Gli istituti paritari sotto accusa consigliano iscrizioni veloci perché le norme potrebbero cambiare, e quindi c'è questa nuova inchiesta. 5 anni in uno francamente fa impressione. Un po' complicato, classi con 3 alunni e prof sottopagati, così le leggi aiutano i diplomifici. Questo è quello che scrive ancora Repubblica. Allora vediamo nelle pagine interne. Palermo piange Agostino, quella barba sfidava la mafia, rappresentanti delle istituzioni, giovani, gente comune alla Camera Ardente alla Lungaro. Oggi funerali in cattedrale, Don Ciotti in lacrime abbraccia il nipote di Vincenzo che promette continuerò la battaglia di mio nonno. E poi vedete lo scandalo delle scuole private, 5 anni in uno e corsi soltanto online. Emergono i primi dettagli sul rapporto che è stato chiesto dal Ministero alla Regione Siciliana. Gli istituti paritari sono sotto accusa perché consigliano iscrizioni veloci perché le norme potrebbero cambiare. Ancora dalle pagine interne di Repubblica andiamo a leggere. Vedete, la start-up, parliamo di tecnologia e ambiente, quindi cambiamo completamente pagina. La start-up che stocca in mare la CO2, ad Augusta la prima sperimentazione. Al via la produzione di Limenet, acquistate 1000 tonnellate del gas trasformato in biocarburanti, quindi diciamo che le nuove tecnologie in qualche modo ci potrebbero aiutare a smaltire anche l'anidride carbonica. E poi adesso lasciamo anche Repubblica, siamo sulla prima della Gazzetta del Sud e si torna di nuovo sulla questione Ponte. De Luca Basile, e no al Ponte, non si può più essere tiepidi, posizione univoca contro il progetto di Salvini. Il leader di Sud chiama Nord, detta la linea politica e ai suoi all'amministrazione comunale di Messina. Ancora
sulla prima pagina la festa del 25 aprile tra le polemiche in Viale Mazzini, un'istruttoria sulla mancata partecipazione dello scrittore a Che sarà la Rai all'Ampi dopo il caso Scurati. Anche qui fotonotizia, derby e scudetto, Inter campione d'Italia, Simone Inzaghi firma la seconda stella. E poi alcune notizie che ci proiettano anche i fatti nazionali, ad esempio l'economia italiana, il deficit vola al 7,4%, a forte rischio il taglio del cuneo e anche l'IRPEF a 3 aliquote. Ad Eboli, bimbo di 15 mesi ucciso in casa da 2 pitbull. E poi la notizia che stamattina comunque campeggia sulle prime pagine nazionali: torture nel carcere minorile, sono stati arrestati 13 agenti a Milano. Questo è la notizia, diciamo, del giorno per la cronaca. Poi ancora parliamo delle Olimpiadi, Giochi, Tamberi ed Enrico saranno gli alfieri, i portatori insomma della nostra bandiera per le Olimpiadi. Abbiamo il tempo anche di occuparci stamattina brevemente di sport. Lo facciamo con il Palermo intanto. Rosa, c'era una volta il Fortino Barbera, in riferimento al fatto insomma, che la squadra rosanero non vince più in casa, 2 mesi senza gioia, il Palermo non vince in casa da febbraio, quando supera il Como 3-0 e sabato arriva la Reggiana. E sempre in tema di calcio, parliamo ora di Catania, lo facciamo dalle pagine della Sicilia con la firma di Giovanni Finocchiaro. Catania, alta tensione, la squadra va in ritiro fino al match di sabato, infortunati cronici, fuori uso, rientra Buada, la squalifica, si ferma Marsura e comunque era stato anche squalificato. I tifosi non diserteranno lo stadio, anche se in queste ore monta il dibattito tra rabbia, delusione e paura. Questa è la situazione in casa Catania, perché lo spettro, diciamo, dei play-out è davvero concreto. Vedete il Catania, se vedete la classifica che ci mostra anche la Sicilia, il Catania è esattamente al limite della zona play-out, con la Turris a 41 e poi le altre appena sotto di qualche punto, quindi l'ultima giornata sarà decisiva, l'ultima giornata che si giocherà alle 18:30 di sabato in contemporanea per tutte le gare. Ci fermiamo con lo sport parlando anche di Messina. Salvo l'ultimo profeta a Messina dopo una stagione con tante difficoltà. Questa salvezza è stata liberatoria, 2 anni di contratto, sarei contento di rimanere dove sono cresciuto. Ragazzo messinese che ha anche segnato nell'ultima di campionato, quella giocata domenica contro il Potenza. Mi fermo qui per il momento. E tra poco ci sarà la rassegna stampa nazionale, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, rassegna stampa nazionale con il nostro Angelo Gagliano. Allora, vediamo i quotidiani nazionali, cominciamo stamattina dalla Stampa di Torino. Il titolo in alto: abusi e torture, l'inferno dei baby detenuti. Questo è quello che scrive il quotidiano piemontese. Violenze al carcere Beccaria di Milano, 13 arrestati tra la polizia penitenziaria, usavano mazze e manette. Questo è quello che viene raccontato. Qualcuno salvi i ragazzi dalle scuole del crimine. Poi ci sono diverse riflessioni all'interno del giornale, ma intanto c'è anche la politica che tiene banco. PD, la retromarcia della Schlein, la segretaria cede alle pressioni, no al mio nome sul simbolo, capolista solo al centro e nelle isole. In Basilicata conferma per Bardi, il centrodestra schiaccia dunque i Dem, il Movimento 5 Stelle ha votato meno di un elettore su 2 e questo è il problema dell'assenteismo che torna di nuovo forte. Interstellar, per parafrasare anche il titolo di un film di qualche anno fa, con lo scudetto per l'Inter. Le altre notizie, vedete il Medio Oriente, il direttore del UNRWA: non siamo terroristi, senza il nostro aiuto la Palestina sparisce, e mai così, tante armi, il pacifismo sconfitto. La riflessione di Domenico Chinico, che è una firma insomma importante e che conosce tanto quelle aree, diciamo,
medio orientale. Adesso siamo sul Corriere della Sera, sempre sulla prima pagina. L'apertura è con la politica, il centrodestra vince in Basilicata, caduta dei 5 Stelle, la Schlein rinuncia al mio nome sul simbolo del PD. Questo è il tema. Bardi confermato, avanza Forza Italia, exploit di Calenda. E poi anche sulla pagina, la prima pagina del Corriere, derby all'Inter, festa grande, scudetto e seconda stella. Questa è la sintesi di una serata di festa per i colori nero-azzurri. Poi le altre notizie, 13esime premi di produzione, il piano per il fisco, che cosa cambia? Quindi ci sono novità in arrivo. Al Beccaria, abusi sui minori, arrestati 13 agenti del carcere, ucciso a 13 mesi dalla Pitbull. Questa storia davvero agghiacciante che arriva dalla Campania. Adesso siamo su Repubblica, che ha un'apertura diversa, perché l'apertura è dedicata all'attacco alla libertà di parola. Scurati scuote la destra, Crosetto fuori dal tempo certi dirigenti RAI, Forza Italia con la Premier contro la Lega per i nomi nel CDA, il direttore generale Rossi critica la di Sergio e frena, nessuna censura, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Bortone. Insomma, c'è di tutto e di più, ma intanto la Schlein ci ripensa, via il nome del simbolo dal PD, Basilicata alla Meloni. Quindi questo è il riassunto fatto da Repubblica. Tesissimo riassunto. Esattamente, tutto. E poi però, vedete anche qui, di spalla davvero, al carcere Beccaria si alza il velo sul sistema di violenze sui sistemi. Questa è la notizia di cronaca. E poi l'Inter anche su Repubblica batte il Milan, ecco la seconda stella. Andiamo avanti con le prime pagine, stavolta Avvenire, l'astensione vince, sì. Il titolo scelto da Avvenire, il centrodestra prevale in Basilicata con Bardi, bene il risultato di Fratelli d'Italia e Forza Italia, Lega in calo, la Schlein chiude le liste PD e dopo le critiche fa marcia indietro sul suo nome nel simbolo. Poi nel mondo esplodono le vendite di armamenti, il rapporto del SIPRI, un nuovo record, più 6,8%. Torturavano i minorenni, arresti shock alla Beccheria, e poi si parla della Pasqua ebraica, Pasqua ad alta tensione, Gerico abbandonata, bimba fatta nascere dalla madre uccisa. Sono davvero storie drammatiche che arrivano proprio dalle zone di guerra. Siamo sul giornale adesso, questa è la prima pagina, via la riforma del fisco, 13esime più pesanti, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri, meno tasse per i redditi bassi, sgravi sui bonus. Si vota e non c'è partita, centrodestra a valanga per quanto riguarda invece le elezioni che si sono svolte in Basilicata. Per la politica ancora niente nome nel simbolo, Elli si inchina al partito, torture e abusi tra i disperati del Beccaria, anche qui in prima pagina. E poi titolo numero 20, riferimento chiaramente all'Inter, scudetto nel derby, Inter, gioia stellare, perché arriva per l'appunto la seconda stella. Il Fatto Quotidiano è davvero un durissimo attacco per la Schlein, Elli a pezzi, bocciata dal PD e in Basilicata, no al suo nome nel simbolo e alle pluricandidature. 2 sberle alla Schlein, bombardata dai big alleati, ritira il logo dal partito personale e l'idea di presentarsi ovunque, e dunque patto persino, fa il patto addirittura con De Luca in Campania. Quindi diciamo che davvero complicata la situazione per la Schlein in questo momento. Libero, che ha certamente una visione filogovernativa, la radiosa giornata della sinistra l'hanno vista sparire. Partito in rivolta, Elli toglie il nome dal logo del PD, il generale Bardi travolge idee e Movimento 5 Stelle in Basilicata, Renzi al Libero, la Schlein, doppio errore sul simbolo. Insomma, c'è davvero di tutto. La chiassata su Scurati arriva all'Europarlamento, i socialisti vogliono processare l'Italia. Vedremo anche come andrà a finire questa vicenda. Allarme rosso, è sparito il senso dell'umorismo, pesantezza a sinistra. Questa è una riflessione su quello che è il momento
nel nostro paese. Vediamo l'Unità, come sempre doppia notizia. Sulla prima, al Beccaria torturano i ragazzini, le prigioni per minorenni vanno chiuse, e poi Rossanda, Kant e Alicata a 100 anni dalla nascita. Una riflessione stamattina di Michele Prospero a pagina 3, quindi si può approfondire chiaramente. Juventa, crimine dimenticato, qualche domanda alla ANM e a Scurati. Anche qui c'è Piero Sansonetti che fa delle sue osservazioni stamattina. Abbiamo il tempo ancora per un paio di prime pagine. Vediamo il Tempo. Ops, mi si è allargata la destra. Bardi confermato governatore, riferimento ovviamente alle elezioni in Basilicata. Leader dimezzata, non la vogliono neanche quelli del PD. Questo è praticamente la Schlein costretta a togliere il nome dal simbolo dei democratici. E poi vediamo ancora. Chiudiamo stamattina con lo sport, considerato l'omaggio all'Inter che ha vinto il campionato, vince il derby 2-1 e campione, gioia, lacrime, racconto del 20° scudetto. Vedete il titolo scelto con le 2 stelle, Inter alle stelle, il titolo con questa foto che mette insieme praticamente tutti i protagonisti. Noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Adesso diamo un'occhiata al tempo e poi parleremo della donazione di organi che vede i siciliani sempre più generosi. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Anche la giornata di martedì vedrà una certa variabilità e instabilità. In diverse zone del centro-nord si formeranno nuove precipitazioni sparse, un po' più di sole al sud su Sardegna e Sicilia. Ebbene sì, la Sicilia anche nella giornata di martedì godrà di cieli sereni o poco nuvolosi. Solo il Messinese risentirà di locali disturbi e si tratta di localizzati piovaschi ma fugaci. Rinforzerà la ventilazione, vivace a tratti sostenuta da nord-nord-ovest. Le temperature diurne non avranno variazioni significative, un po' ovunque saranno comprese fra i 18 e i 22 gradi. Ora vediamo un piccolo anticipo per quanto riguarda la giornata di mercoledì. Ebbene, il tempo volgerà ad un cambiamento. Una zona di bassa pressione in avvicinamento al territorio comporterà marcata variabilità, ebbene molte nubi con anche precipitazioni sparse, dunque ombrelli a portata. Le correnti ruoteranno da ovest e le temperature diurne al più localmente potranno perdere qualche grado. Per saperne di più, soprattutto per cosa ci attenderà nei giorni del ponte, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Siamo con un ospite importante, Giuseppe Di Stefano, consigliere segretario dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, la persona giusta per parlare dell'argomento di oggi, cioè l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, quindi dal governo, al decreto legge che mette in atto il PNRR e che in questo caso prevede le associazioni pro-life nei consultori pubblici, che ha fatto discutere naturalmente dentro e fuori il Parlamento. Il governo su questo ha posto il voto di fiducia, quindi ha blindato questa decisione. Ripeto, riguarda i consultori appena inserita. È una novità che, come è stata accolta dalle parti, diciamo, dei medici chirurghi? Beh, io sono anche un ginecologo, oltre ad essere il segretario dell'Ordine dei Medici di Catania, e su questo argomento sono stato inviato proprio perché sono esperto in questo settore, facendo questa attività da oltre
da circa 40 anni. Ebbene, io credo che questa legge è già una legge fatta in maniera molto chiara e così come in Italia spesso non è stata ben attuata. La legge già prevede quello che in questo emendamento che è stato fatto al PNRR, la presenza all'interno dei consultori di istituzioni che abbiano a favorire il mantenimento della gravidanza. Io a questo proposito, se mi è consentito, vorrei leggere proprio l'articolo 2 che chiarisce un po' questo aspetto. L'articolo 2 dice in proposito: i consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 75, numero 405, fermo restante quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza, informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio, informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto della norma della legislazione sul lavoro a tutela della gestante, attuando o proponendo all'ente locale competente, alle strutture sociali operanti nel territorio speciali, interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultano inadeguati i normali interventi di cui alla legge, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. E proprio a proposito di questo dice: i consultori, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali sulla base di associazioni di volontariato che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Quindi vabbè, è molto chiaro questo. Sì, è un po' lungo, un po' complicato, però ecco, è inserito nella legge già. Sì, però noi avevamo capito fino ad ora che la possibilità di ammettere le associazioni pro-life negli ospedali pubblici, non nei consultori, è una novità questa? No, questo è l'articolo 2 della legge così come quindi è stata fatta. Quindi loro fanno degli emendamenti su cose che ci sono già, sta dicendo questo? Assolutamente sì, è un qualcosa che già è previsto e che semplicemente viene stimolato ulteriormente. Io non sono un politico, sono un tecnico. No, nessuno di noi è politico. Quindi come dire, si può stimolare una legge facendone un'altra uguale? In qualche modo è questa la direzione che vuole essere l'emendamento. È un po' un paradosso o no? Io credo che in Italia di questi paradossi forse ne esistono. In questo senso devo dire anche la nostra società italiana di ginecologia e ostetricia, il dottor Troiano, il presidente della SIGO, ha detto la stessa cosa che sto dicendo io, cioè qui non si sta alterando la legge è ben fatta, è già solo prevedeva. Ci sono degli aspetti quindi, da approfondire. Diciamo che queste associazioni pro-life servono, come è stato appena letto, ad aiutare quando ci sono delle difficoltà nel fare gli aborti. Ecco, certo. Quindi questo è un po' lo scopo, quindi non dovrebbero essere criminalizzate, almeno in teoria. No? Io credo proprio di no, perché la scelta, io credo poi oggi che stiamo andando verso una denatalità, il cercare di aiutare la donna in questa direzione è la cosa più giusta e forse ci sono dei problemi nella 194, nella sua applicazione, perché ci sono delle carenze laddove la donna vuole effettuare l'aborto, ha difficoltà a trovare dei centri. Io vedo talvolta le mie pazienti che vorrebbero effettuare l'aborto con la pillola abortiva che si può somministrare entro la settima settimana di gravidanza, e ci sono veramente pochi centri che permettono di effettuarlo, mentre all'estero è qualcosa di diffuso, consueto, diciamo. Di consueto. Da noi è una difficoltà. Quindi semmai bisognava dare un'occhiata da quella parte piuttosto che da... Sì, io credo che si debba aiutare la donna laddove è convinta di farlo, ma bisogna trovare gli strumenti, perché ci sono anche molti ginecologi che sono obiettori. E qui anche c'è un problema, perché talvolta c'è la difficoltà
alcune donne sono costrette a emigrare da una regione a un'altra perché in quella regione non ci sono medici che effettuano l'interruzione di gravidanza. Questi sono i problemi della 194, ma non per colpa della 194, per colpa di un sistema che passa attraverso i vari colori politici, io credo, perché è un problema che esiste da tanti anni. Ma questo anche in Sicilia, com'è da noi? Anche in Sicilia ci sono difficoltà, spesso la donna arriva a effettuare l'interruzione di gravidanza proprio al termine dei 90 giorni entro i quali è permesso l'interruzione. Quindi, questo perché? Perché per pochi medici che lo fanno. Pochi medici che lo fanno. Molti Comunque, obiettori. Il governo, la maggioranza hanno fatto intendere in maniera chiara, cioè, no, insistendo con questo emendamento, che è un emendamento, diciamo così, che prevede le associazioni pro-life nei consultori pubblici, cioè, non è che noi così vogliamo contrapporci, opporci alla, diciamo, alla possibilità per la donna di abortire. Assolutamente, la 194 è a favore della donna, della scelta libera e della donna in questa direzione, e quindi non ci sono delle limitazioni. Questa legge e con questo emendamento non si sta facendo alcuna limitazione alla possibilità. Io credo da tecnico, ecco, che non ci sono dei limiti. In particolare mi permetta, dottore, l'ultima cosa da questo punto di vista, loro dicono: noi vorremmo che fosse applicata, leggo, nella sua interezza, pensando in particolare a quelle parti della legge che prevedono la prevenzione dell'interruzione di gravidanza e l'assistenza alla maternità. Cioè, dice, l'articolo 2 lo dice. È così? Assolutamente, già è nell'articolo 2 della legge 194. Quindi questo è molto importante perché, diciamo, in qualche modo viene, come dire, risollecitato, rimesso in evidenza qualcosa che era già previsto. Quindi mi pare di capire, dottore, noi non ci occupiamo di politica, né lei, tantomeno io, però si tratta chiaramente di, come dire, di una questione che diventa logica di schieramento. Io credo di sì, io credo in Italia ci troviamo spesso a far diventare le cose di destra o di sinistra, a secondo del momento politico, ma anche forse per far acuire certe attenzioni su qualcosa piuttosto che su altro. Ma questo credo che non può essere, non è un argomento politico quello che è venuto fuori, è una legge esistente che è fatta molto bene, che necessita di essere messa in pratica laddove ci sono dei problemi. Però abbiamo sentito anche adesso una collega del telegiornale pubblico, tra l'altro con un ruolo di direzione, vice direttrice del TG1, dire che l'aborto è un delitto in trasmissione. Contraddice in pieno quello che lei ha appena detto. Il delitto forse da un punto di vista religioso, da altri punti di vista, ma la legge è chiara, non è più un delitto, lo era forse prima. Ecco, prima della legge 194. Per chiudere, visto che a noi non interessano i risvolti politici, cerchiamo invece di capire soprattutto quanto le donne possono essere aiutate nella loro scelta. Ecco, lei ritiene, dottore, che questo dibattito acceso, diciamo così, queste sottolineature, questi interventi possano un po', come dire, condizionare le scelte delle donne, lasciandole meno libere, facendo sentire loro pressioni indebite? Io ritengo, così come prevede l'articolo 2, che l'aiutare la donna nella scelta consapevole, aiutandola là dove ci sono dei problemi economici, anche psicologici, è utile, perché io credo che ogni donna affronta questo momento con grande impegno psicologico e spesso lascia anche delle conseguenze, e quindi sicuramente l'importanza dei consultori in questo, sia nel prima, nel durante e nel dopo, è fondamentale e va ulteriormente implementata e stimolata. La legge è fatta bene, come ho sempre detto, perché
già prevede queste figure che possano supportare la donna e non ci sono, secondo me, in queste piccole stimoli che provengono dalla politica nessuna limitazione nella scelta della donna, assolutamente no. Direi che è stato chiarissimo, dottore, la ringraziamo molto perché è un chiarimento importante fatto da un tecnico, se mi posso permettere, cioè una persona competente che sa di che cosa parliamo e ci ha fatto capire questa realtà che condivido in pieno. Naturalmente per la donna è un momento particolarmente delicato e particolarmente difficile, sia che si decida in un modo sia che si decida in un altro modo. Grazie al dottor Giuseppe Di Stefano, che è consigliere segretario dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Noi adesso facciamo una breve pausa, poi ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo con un altro ospite, il direttore regionale del Centro Trapianti Giorgio Battaglia, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, parliamo di questo perché la Sicilia negli ultimi mesi ha puntato decisamente a rilanciare i trapianti e proprio in questi giorni l'Istituto ISMET di Palermo celebra i 3.000 trapianti effettuati, è un risultato importante. C'è una sensibilità notevole in Sicilia. Sì, sì. Fino all'anno scorso viaggiavamo agli ultimi posti in Italia come donazione, perché non c'è trapianto senza una donazione. Il 50% dei siciliani dicevano no alla donazione. Adesso siamo sotto il 30% e abbiamo aumentato i trapianti del 50%. Abbiamo detto sì alla vita, abbiamo cominciato a dire scacco matto alla morte, perché chi dona dà uno scacco matto alla morte perché continua a vivere. Ecco, direttore, ma che cosa ha determinato questo cambiamento? Voi avete, diciamo, come dire, la realtà sotto gli occhi. Ma credo che c'è un esempio. Il Ministero della Sanità ogni anno tra i comuni fa una gara, chi dona di più in quel comune, chi dice sì al momento del rinnovo della carta d'identità. Un piccolo comune del Palermitano, Geraci Siculo, ha detto al 95% sì. Perché? 95% Geraci, sì. Complimenti a tutti quelli che ci ascoltano. E ha vinto questa gara in Italia. Ma perché? Perché c'era una famiglia, la famiglia Minutella, che aveva una ragazzina in morte cerebrale e ha detto sì agli organi di donazione. Questo sì è diventato un sì che ha preso tutta la gente e quindi tutti sono andati a dire sì a una dichiarazione di volontà. Quindi sono gli esempi quelli che contano. Sono quelli l'esempio. Tutto passa attraverso le gambe delle persone, la testimonianza è quella che va avanti. Da quello è partito, Ustica è diventato, nei piccoli comuni, il problema è quello delle grandi città. Nelle grandi città ancora... Cosa succede nelle grandi città? Nelle grandi città non c'è ancora questa grande sensibilità. I piccoli comuni, le piccole cittadine in cui la comunità sente questo bisogno, l'esempio è quello di Santa Teresa di Riva di questi giorni, sì. E sente questa sensibilità maggiormente. Poi abbiamo avuto anche la presa di posizione della Chiesa, che è stata molto forte, perché ha detto sì, prima c'era la cultura del cadavere, adesso c'è la cultura della vita. Ecco, ha destato grande impressione, purtroppo dobbiamo parlare di cose dolorose, la morte di questo ragazzo di 22 anni di Lettoianni che era ricoverato a San Vincenzo di Taormina, rimasto ferito in modo grave per uno scontro frontale fra due scooter, fra due moto, insomma, e che sabato pomeriggio è morto nel reparto di rianimazione. E nella nottata di domenica è stato concluso l'accertamento della morte cerebrale, perché è così che avviene il processo, è vero, direttore? Sì, bisogna togliersi tante false notizie. Il legislatore è particolarmente attento ed una delle legislazioni, quella italiana, ancora più forte verso il donatore. Perché molta gente pensa, dice, se io dico sì, cosa mi succede in un momento in cui sono in morte cerebrale o in cui finisco in una rianimazione?
l'accertamento di morte è un accertamento sicuro e soprattutto garantente verso il donatore. C'è una commissione fatta da 6 persone che per 6 ore osservano e per 6 ore viene, come dire, visto il cervello da tutte le parti per capire che quel cervello non ha possibilità di vivere. Questo è una delle cose che dobbiamo dire, perché così le persone possono, come dire, questo sì, dirlo in maniera libera, serena, senza serena. L'angoscia di dire oddio se questi sbagliano esatto, poi... no, esatto. Questo è impossibile. Purtroppo non c'è possibilità della morte cerebrale. Quel ragazzo ha dato la vita a 8 persone. Questa è la notizia vera. Davvero, è commovente questo. 8 persone stamattina vivono grazie a questo ragazzo. È una cosa... Perché con alcuni organi, tipo il rene, parzialmente per il fegato, noi possiamo mantenere in vita le persone. Col cuore, col polmone, non si ha. Se non c'è la donazione, quelle persone le perdiamo. E noi in lista d'attesa trapianti perdiamo ogni anno molte persone. Negli Stati Uniti 20 persone al giorno muoiono perché non ricevono un organo. Mamma mia. E quindi avete tutti visto i titoli dei giornali sul trapianto del rene di scimmia ad una persona che aveva avuto un rigetto e non aveva più la possibilità di avere un organo. E quindi l'unica possibilità era quella, non c'erano altre possibilità. Non c'erano organi a disposizione. Eppure siamo negli Stati Uniti, che dovrebbe essere, come dire, una realtà molto avanzata e sensibile anche da questo punto di vista. E il nostro servizio sanitario è quello che gratuitamente dà questo, non guarda il livello sociale e non guarda la carta di credito. Questa è una cosa che bisogna dire e che bisogna, come dire, pubblicizzare e difendere il nostro sistema sanitario. Io di questo vorrei parlare, perché questo giovane con grande generosità, insomma, quando nella sua con l'entusiasmo dei giovani aveva dichiarato più volte di essere disponibile alla donazione dei propri organi, e purtroppo poi si è verificata la ragione per la quale si era impegnato. Ecco, ma noi che siamo cittadini comuni, che non conosciamo bene, che dobbiamo fare se dovessimo essere disponibili alla donazione di organi? C'è un problema di età, c'è un problema di salute, c'è un problema di burocrazie? No, è abbastanza semplice. Noi abbiamo che gli ottantenni, i settantenni pensano: noi siamo troppo anziani, non possiamo donare. Questa è una grande falsa notizia, perché il fegato di queste persone può dare la vita ad altre persone. Quindi abbiamo avuto un centenario che è diventato donatore 3 settimane fa. Quindi anche questa, perché noi abbiamo al momento della carta d'identità i 30-40enni che dicono sì, gli anziani sono quelli che ci dicono di no, ed è una falsa notizia. Noi a questi dobbiamo puntare. Lo fanno perché pensano che sia inutile. Che sia inutile. C'è tanto io che questo non è vero. A questo servono. L'informazione serve proprio a questo, a formare un sì. Quindi non ci sono limiti di età. Non ci sono limiti di età, né per essere donatori né per ricevere. E la disponibilità alla donazione avviene nel momento in cui si riceve la carta, si rinnova la carta di identità. Si chiama dichiarazione di volontà, che si può fare anche prendendo un foglio di carta, scriverlo e darlo ad un parente, perché dietro la porta di una rianimazione, quando non si è decisi durante la vita, è difficile dire ai familiari e chiedere un sì, in un'angoscia, in un momento di grande imbarazzo per la nostra psiche. Ma è sufficiente quindi anche una scrittura privata? Una scrittura privata. E poi ci sono le organizzazioni Laido e tante associazioni Onlus che raccolgono queste dichiarazioni di volontà. Ma diciamo sì, facciamo questo scacco matto alla morte. Scacco matto alla morte è bellissimo. Grazie direttore. È stato un piacere. È stato molto importante ascoltarla e imparare tante cose. Giorgio Battaglia, direttore regionale del Centro Trapianti, che ci ha fatto capire come la nostra sensibilità
va crescendo in maniera importante, soprattutto nei centri minori. Facciamola crescere anche nelle città. Adesso ci fermiamo e tra poco parleremo di tutt'altro, parleremo della festa dei fiori di Acireale che sta per cominciare. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, tutto pronto per la festa dei fiori di Acireale. È venuto il momento, abbiamo il sindaco, benvenuto Roberto Barbagallo, e abbiamo Nando Ardito che è il presidente della Fondazione Carnevale. Festa dei fiori di Acireale è importantissimo perché quando uno parla di festa dei fiori, che comincia venerdì, quindi si protrae per sabato e domenica, venerdì 26, 27 e 28, ma c'è un'anteprima giovedì, è vero Sindaco? Sì, giovedì c'è Max Gazzè in concerto, la serata appunto del giovedì, e poi la festa dei fiori si avvia il venerdì, sabato e domenica, con una città molto bella, addobbata a festa, con tanti fiori, con tante piante, tante piazze chiuse, insomma una città sempre più turistica, accogliente e vivibile. Quindi... Sono 6 carri infiorati? Sono 6 carri infiorati, sono opere d'arte veramente. Devo dire che noi abbiamo questi maestri dei fiori che sono veramente incredibili, riescono a fare veramente delle cose ma chi sono bellissime. Questi esperti così Sono degli geniali? artigiani, sono delle persone normali che si dedicano a questo hobby e dedicano anche notte intere per arrivare a sistemare, perché comprende benissimo, comprendiamo tutti che il fiore ha una durata, perciò di conseguenza fino all'ultimo loro riescono a mettere, rinnovare, devono stare attenti. Devono molto stare attenti. Ma è una tradizione antica questa, sì. Sì, Lei è giovane, sì, no, è una tradizione molto antica, nasce durante il Carnevale, nel senso che la festa dei fiori per la prima volta l'ha fatta la mia amministrazione circa 7 anni fa, perché di fatto nasce con l'addobbo delle macchine, cioè cuscini di fiori sulle macchine tantissimi anni fa all'interno del circuito del Carnevale, quindi diciamo nella stagione invernale del Carnevale. Però negli anni abbiamo pensato che occorreva dare, come dire, dignità e palcoscenico a questi artigiani, perché dalle auto si sono trasformati in veri e propri carri infiorati, sì. e quindi abbiamo slegato diciamo, la festa che abbiamo chiamato Festa dei Fiori, in un periodo anche più consono, dove chiaramente i fiori hanno anche un costo minore per i nostri artigiani, e abbiamo quindi pensato a questo, non è il primo anno, ripeto, abbiamo pensato a questo intervento fatto dal 25 aprile all'1 maggio, quindi Acireale sarà accogliente, accoglierà tante gente, tante persone in questo periodo, con tanti artisti, musicisti adesso ne parliamo, ci va un sacco di gente e ci andrà, anche perché poi voi siete appoggiati non solo dalla Regione Sicilia ma anche dal Ministero della Cultura, che sa delle vostre iniziative. Sì, il Ministero della Cultura insieme alla Regione Siciliana, che ringrazio, ci finanziano ogni anno sia la Festa dei Fiori sia il Carnevale, che è uno dei carnevali storici, che viene finanziato appunto dal Ministero e dalla Regione Siciliana, e ripeto, troverete una città addobbata a festa, vivibile, passeggiate, artigiani, fiori, insomma una città molto bella. Vediamo nei dettagli un po' le giornate. Allora, venerdì, prima parata. Com'è? Sì, abbiamo, noi iniziamo comunque il 25 con questo grande concerto di Gazzè, che è l'anteprima della nostra parata dei fiori, che inizierà veramente il 26. Abbiamo il 26, dalle 17 in poi abbiamo proprio la parata, ma non solo questo, avremo anche gli artisti di strada che faranno i loro spettacoli lungo tutto il percorso, i trampolieri, abbiamo le scuole che parteciperanno di nuovo alla sfilata, avremo veramente un circuito pieno. Ma anche mostre, oltre, vero? Anche mostre, abbiamo 2 mostre dedicate allo
logicamente ai fiori. I fiori abbelliscono, i fiori danno profumo, i fiori secondo me addobbano e arredano la nostra territorio. Non vi siete dimenticati, Sindaco? Avremo anche una città aperta, i musei, la Zalandea, le nostre chiese, il Museo dell'Opera dei Pupi e spettacoli dei pupi che saranno realizzati durante le giornate di sabato e di domenica. Quindi avremo una città aperta, piena di spettacoli, piena di fiori, accogliente. Ci aspettiamo veramente che tanta gente possa venire nel nostro centro storico. Già da venerdì avete pensato ai giovani con la discomania? Sì, abbiamo 2 giornate dedicate ai giovani, Radio 105 nella giornata di venerdì e nella giornata, l'anteprima del 1° maggio, quindi il giorno 30, ci sarà un'altra disco con diciamo, personaggi di livello nazionale. Infine l'1 maggio abbiamo pensato a questo grande concertone, ci sarà musica per 12 ore. 12 ore? Inizieremo alle maggio, 12 e completeremo alle 24, quindi ci saranno 6-7 gruppi locali, dai lautari ad altri gruppi di livello, e in più chiuderanno i Banda Bardot che tutti conoscete a livello nazionale, sono stati anche al concertone di Roma, quindi sarà una giornata veramente divertente all'insegna appunto del 1° maggio. Appunto. Vediamo un po' anche il programma di sabato, ci saranno artisti di strada soprattutto? Sì, gli artisti di strada, ci saranno gli artisti di strada e anche degli spettacoli che sono in varie zone del nostro circuito. Proprio inizieranno a fare degli spettacoli e si ripeteranno questi spettacoli per ben 2 volte, perciò di conseguenza non solo i trampolieri che gireranno per cercare di attirare le persone, ma ci saranno anche questi spettacolini in tutto il circuito. Avremo in più anche Mister Bianco che con i propri vestiti arriverà appunto nella giornata di domenica. Se non erro, e i gruppi folk del Mandorlo del Fiore che arriveranno da Agrigento nella giornata di sabato. Quindi, io devo nominare l'Opera dei Pupi che ci sarà sabato e domenica. Perché sabato più gente c'è. Sabato e domenica sicuramente ci aspettiamo durante tutta la giornata molta più gente rispetto al venerdì, che è una giornata di apertura. Le vibrazioni saranno presenti sabato in concerto, mentre la domenica ci sarà Mario Venuti con i Caballà e Sicilia Folk Orchestra dei Belli. Ed è un concorso, premiate anche i carri. Certo, premieremo tra questi 6 ci sarà un vincitore, logicamente c'è competizione tra di loro, ma è una sana competizione, perciò di conseguenza abbiamo già premieremo in questa occasione anche proprio fisicamente premieremo anche il primo del carro di carnevale che è arrivato proprio primo. Bene, voi fate anche un collegamento con Sciacca, no? Adesso noi dovremmo avere in collegamento il suo collega sindaco Fabio Termine. Eccolo qua. Buongiorno sindaco e benvenuto. Ciao Fabio. Vi date tu? Allora, contribuite anche voi a questa festa da Sciacca, in che modo? Ma diciamo che a Sciacca c'è una tradizione abbastanza antica per quanto riguarda il carnevale, e quindi diciamo che sulla Sicilia probabilmente, insomma, dalla parte orientale c'è sempre stata Cirea, dalla parte occidentale c'è sempre stato Sciacca, con caratteristiche diverse, però sono 2 carnevali, insomma, che hanno sempre un grande ritorno di gente, ma anche mediatico per poi tutti gli altri periodi dell'anno. Ecco, sono un po' un volano per poi il resto dell'anno. Quest'anno devo dire che abbiamo un po' toccato picchi importanti noi per quanto riguarda le presenze, quindi siamo molto contenti. C'è un rinnovamento delle maestranze che stanno sempre vedendo ragazzi sempre più giovani che si cimentano nella costruzione dei carri allegorici, quindi diciamo che siamo contenti anche di poter far veicolare un'immagine bella da parte di tutta la Sicilia, poi per quanto riguarda il carnevale insieme alla Sicilia. Siete gemellati, sindaco? No, ancora no, però ci siamo visti con il sindaco proprio qualche settimana addietro, abbiamo parlato un po' dei nostri carnevali, abbiamo parlato anche di Terme, della situazione
un'associazione in evoluzione e comunque c'è una volontà di camminare insieme non solo sui carnevali, quindi cercare di promozionare i nostri carnevali come i più belli appunto di Sicilia, ma anche sulle terme. Sapete bene che c'è la notizia che il Presidente della Regione insieme all'assessore Tamaio hanno pensato appunto a questa possibilità di investire sulle terme di Acireale e Sciacca, che ormai da tanti anni sono abbandonati, e quindi insieme al sindaco cercheremo appunto di avviare questo percorso su diverse tematiche che sono il turismo, il carnevale e le terme. Sindaco Termine, quindi le terme voi sperate di poterle riaprire con questo discorso che ha appena fatto il suo collega sindaco di Acireale? Sì, diciamo che a Sciacca sono chiuse dal 2015, quindi sono già 9 anni. In realtà negli ultimi 3-4 anni si è sviluppato anche un grande movimento di opinione in città su questo tema, che è culminato poi il 6 marzo scorso in una grande manifestazione popolare che ha visto partecipare tantissime persone. Nel frattempo devo dire che è intervenuto anche un positivo intervento del presidente Schifani, che sta investendo tanto su questa vertenza, chiaramente che riguarda entrambe le città, e quindi stiamo insieme al Presidente seguendo tutti questi passaggi. Proprio nei mesi scorsi c'è stato anche un sopralluogo dei tecnici del Dipartimento Regionale Tecnico per verificare poi quanti sono gli investimenti che la Regione dovrebbe apportare per garantire una riqualificazione dell'impianto, e adesso sappiamo che con i fondi FSC si potrà garantire sia per Acireale che per Sciacca un investimento di una grande portata. Diciamo che in città in questi 9 anni, ma credo che anche ad Acireale sia così, c'è sempre stata un po' di disillusione sulle terme, ma negli ultimi mesi c'è un rinnovato ottimismo ed entusiasmo che devo dire anche merito del governo regionale, che ha riportato un po' nella mente di tutti quello che possono rappresentare le terme. Sì, perché diciamo che... Prego sindaco. No, dico che effettivamente Acireale e Sciacca hanno tante cose in comune e viverle insieme può rappresentare un punto di forza. Come diceva il sindaco, ci siamo visti proprio nelle giornate scorse, abbiamo parlato non solo di carnevale ma soprattutto di terme, che è veramente... in questo momento forse una frontiera del turismo che sta andando a gonfie vele da tutte le parti. Quindi sarebbe opportuno, sarebbe il caso, sì, vero Regione il sindaco eravamo un po', eravamo un po' disillusi sia noi che Sciacca, perché da tanti anni arrivavano promesse che poi di fatto non si mantenevano, e ritengo oggi di essere molto più ottimista perché ho visto come il sindaco nel giro di un mese, di 2 mesi, un'accelerazione importante anche in termini di ricognizione e di diciamo, preparazione di una progettualità futura da parte della Regione siciliana, del Presidente della Regione, e aspettiamo ormai credo la firma dell'FSC tra il governo Meloni e il Presidente della Regione, e speriamo, riteniamo, anzi siamo veramente ottimisti che all'interno ci sia un budget per Acireale e Sciacca per la ristrutturazione delle 2 terme. Ma ci fa enorme piacere sentirvelo dire, speriamo di poter essere noi quelli che... I primi clienti. Come dire, i primi clienti. Adesso, senza far arrabbiare il sindaco di Acireale, sindaco di Termine, la cosa forte del vostro carnevale, loro hanno elencato roba grossissima, hanno di tutto. Voi cosa avete a Sciacca? Ma diciamo che il nostro punto di forza è sempre stato, al di là dell'aspetto artistico che è cresciuto tantissimo negli anni, ma il coinvolgimento popolare. Questo è il tratto distintivo rispetto a tanti altri carnevali che ci ha sempre contraddistinto. C'è un grande trasporto da parte della gente che si ritrova veramente a ballare per strada per ore e ore, le sfilate durano tante ore, c'è veramente un coinvolgimento che riguarda tutte le fasce d'età, perché noi abbiamo i gruppi mascherati che accompagnano i carri, che sono composti per lo più chiaramente da ragazzi giovani, ma poi ci sono tantissimi altre
altre fasce d'età che hanno la possibilità chiaramente di divertirsi durante tutto il corso mascherato e ballando gli inni che sono tipici del nostro carnevale, perché ogni carro allegorico ha anche un proprio inno che è composto da artisti e musicisti locali, quindi oltre a questo c'è anche il copione allegorico che va a rappresentare quello che il carro vuole manifestare dal punto di vista visivo, e quindi c'è un tutt'uno che riguarda sia l'aspetto artistico del carro allegorico, ma poi anche tutte le altre componenti che sono le coreografie, l'inno e il copione. Bene, complimenti quindi e buon divertimento a Sciacca e buon divertimento naturalmente ad Acireale. Ricordo l'appuntamento primo giovedì Max Gazzè in Piazza Duomo ad Acireale e poi naturalmente tutta la festa dei fiori per la quale poi Acireale è famosa, anche per questo, non solo per questo, ma naturalmente è così. Grazie per essere stati con noi, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, Nando Ardito che è il presidente della Fondazione Carnevale e Festa dei Fiori, e naturalmente Fabio Termine. Grazie sindaco e buon divertimento per Carnevale. E noi adesso ci guardiamo tutti insieme l'almanacco. Il 23 aprile è la giornata giusta per celebrare la letteratura. In questo giorno ricordiamo 3 grandi della letteratura mondiale venuti a mancare allo stesso giorno: Garcilaso Inga de la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, che ci hanno lasciato in eredità un patrimonio culturale senza tempo. La giornata mondiale del libro e del diritto d'autore è un'occasione per riflettere sull'importanza dei libri come ponti tra le culture e come strumenti per l'educazione e l'avanzamento della società. Avete mai pensato che il vostro amato amico peloso potrebbe influenzare la qualità del vostro sonno? Un recente studio pubblicato su una rivista americana ha portato alla luce alcune scoperte interessanti riguardo il sonno dei padroni di cani e gatti. Se avete un cane potreste trovarvi a fronteggiare maggiori difficoltà nel dormire. E non è tutto. Anche chi ha gatti potrebbe avere le sue sfide, soprattutto una maggiore probabilità di soffrire di crampi notturni alle gambe. Oggi affrontiamo un argomento molto importante e sempre più attuale, il burnout. Ma cos'è esattamente? Il termine burnout viene dall'inglese e significa letteralmente bruciato, esaurito. Si tratta di una sindrome psicologica che spesso colpisce chi lavora a contatto diretto con il pubblico o nelle cosiddette professioni di aiuto come infermieri, medici o assistenti sociali. Questi professionisti possono arrivare a sentirsi completamente svuotati, esauriti, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Ma che esaurito, lui è pieno di carica, anche perché poi beve il caffè, mentre noi qui lo anelliamo ma non ce l'abbiamo. È Marco Amato in collegamento con una sua tazzina trasparente per farci morire di invidia ancora di più. Ciao, benvenuto. Volevo mantenere anche oggi la tradizione del nude look delle mie tazzine, però questa è una vedo non vedo, per cui l'ambratura verde ne dà sai una una più del trasparenza, diavolo, ma vedo non vedo nelle fa tazzine, non l'avevo mai un po' più sentito sensuale, dire. no? Va bene, andiamo avanti. Allora, oggi volevo porre sotto i riflettori delle stelle 2 persone che mi stanno molto simpatiche e sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, meglio conosciuti musicalmente come la rappresentante di lista. Ebbene, un duo assolutamente esplosivo, assolutamente originale, fa parte del filone queer, ovvero lo stravagante, assolutamente rivendicativo di un'espressione assolutamente libera. Musicalmente mi hanno molto colpito perché escono con un nuovo pezzo. Questo pezzo si chiama Paradiso, ma la peculiarità di questo pezzo è che ha delle sonorità anni 90.
E il mio gusto per il vintage musicale e non, ampiamente per il vintage, ecco che subito mi ha catturato e volevo saperne di più. Dunque, i ragazzi tra l'altro che eleggono come dimora elettiva proprio Palermo, perché uno dei due è palermitano, appunto Dario Mangiaracina, ma hanno creato questo pezzo a Brooklyn in America con delle contaminazioni appunto abbastanza interessanti. Dunque, cosa porta a creare una sonorità che ripesca le meravigliose melodie degli anni 90? Ebbene, un po' rocchettare anche. Il rock melodico, per esempio, ha avuto i suoi esponenti più grandi, a mio parere, negli U2, è un genere musicale che io amo tantissimo, per cui volevo capire cosa genera in loro questo tipo di creatività. Ebbene, la risposta la trovo sempre nel mio linguaggio con le stelle, quindi Ariete e Bilancia, due cardinali. Bilancia lei, come si addice anche in tono zodiacale, una bella venusiana, è un forte marziano, quindi Ariete lui. I cardinali sono i segni zodiacali che determinano una stagione, ovvero sono i due equinozi e i due solstizi, quindi Ariete e Bilancia per primavera e autunno, Cancro e Capricorno per estate e inverno. Hanno talmente tanta forza di carattere che non si possono neanche definire solo dei segni zodiacali, sono la quintessenza della stagione stessa. Ecco perché loro hanno il potere di dettare regole e di creare stili. Quindi in bocca al lupo ai ragazzi, che spero presto andrò a sentire dal vivo. In tutto ciò vi volevo ricordare che è una settimana tipicamente segnata da questa luna piena in Scorpione, una luna alquanto misteriosa e conturbante di suo, ma la configurazione planetaria che intreccia in questi suoi movimenti è molto più complessa e particolare, perché Plutone, il maestro dello Scorpione in Acquario, quindi quadrando, sono proprio i segni fissi questa volta, che sono i cuori di stagione, che quindi hanno il compito di mantenere la coerenza stagionale, insomma gli affidabili dello zodiaco, che sono Toro, Scorpione, Leone e Acquario. I segni fissi sono un po' più in difficoltà con questa configurazione, proprio perché sospettare, avere dubbi come De Crescenzo, come Luciano De Crescenzo vi ha insegnato con un libro bellissimo, Il dubbio, che è il motore appunto della conoscenza, caratterizzerà proprio l'andazzo in questi giorni di questi 4 segni zodiacali. In particolare l'Ariete rischia o no? Sì, rischia sempre. Il Leone diffida? Sì, se non è accontentato e non ha quello che vuole. Lo Scorpione dice stiamo a guardare, mentre l'Acquario dice ma per una mano io faccio, poi vediamo come si vedrà. Ecco, questi segni zodiacali sono i più nevralgici sotto questa configurazione. Salutiamo i mobili, che sono sempre i segni doppi, per cui Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine. Questi segni zodiacali invece si sentono un pochettino più al sicuro dai dubbi, anzi in particolare Pesci e Vergine hanno bisogno di grandi certezze, soprattutto per dipanare alcune situazioni più affettive ai Pesci, più pratiche e lavorative ai Vergine, mentre invece Sagittario e Gemelli sono pronti sulla linea di partenza, pronti ad aggredire di nuovo la vita, aspettando il momento giusto, e si muovono, come canta Max Gazzè, come anguille nella sabbia. Che rabbia! Ragazzi, vi auguro una splendida giornata, a presto e buongiorno Sicilia! Grazie, tanti auguri anche a te, guarda che bella tazzina, vedo e non vedo, ne inventa una più del diavolo. Sentiamo un'ultima occhiata ai quotidiani, dai. Sì, stamattina parliamo dell'Italia sulla bilancia, ma soprattutto dei bimbi malati di cibo. L'Italia è maglia nera in Europa, il 42% dei bambini è in sovrappeso o obeso, c'è l'appello di slow food e l'allarme anche dei medici, c'è una rotta da invertire, bisogna fare qualcosa, l'educazione alimentare diventi materia scolastica, questa è la proposta. È giusto, mi sembra giusto. Andiamo indietro nel tempo, 23 aprile di un po' di tempo fa festeggiamo un'importante ricorrenza in Turchia, il Children's Day, la giornata dei bambini. Questa festività, vedete l'immagine, quella è la bandiera della Turchia, no? Celebrata per la prima volta nel 27, la Turchia è stato il primo paese al mondo a dedicare una giornata all'infanzia.
23 aprile ma del 1985, la Coca-Cola Company decide di cambiare la ricetta di uno dei simboli più riconoscibili della cultura americana, per l'appunto la Coca-Cola. Tuttavia il nuovo sapore non conquista i palati del pubblico, costringendo l'azienda a fare marcia indietro e reintrodurre la formula originale, pensa, dopo appena 3 mesi. Ma non lo sapevo questa cosa, Sì, sì, avevano è cambiato una la cosa cosa. flash. Non piaceva. 92, sempre il 23 aprile, McDonald's compie un grande passo avanti inaugurando il primo fast food in Cina, a Pechino, un investimento di circa 50 milioni di dollari. Questa apertura rappresenta l'ingresso in quello che può essere considerato il mercato più vasto del mondo. E ancora il 23 aprile, ma del 2012 abbiamo assistito alla conferma della sentenza per l'ex manager, eccolo qua, di Parmalat, Callisto Tanzi, che è stato condannato a quasi 18 anni di reclusione per un crack finanziario da 14 miliardi e mezzo, una vicenda che ha segnato profondamente il sistema economico italiano. E infine non dimentichiamoci del 23 aprile, guardate qua, eccola qua, la mitica. 23 aprile del 46, data che ha segnato la nascita di una icona italiana. La Vespa è un vero e proprio fenomeno culturale, uno status symbol da quando poi hanno fatto il film Vacanze romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck che vanno in giro per Roma. In realtà è tutto croma, non c'è mai un'immagine vera. Comunque vabbè, in sella una Vespa 125, ma non dimentichiamo Caro Diario di Nanni Moretti, quando lui girava con la Vespa sempre bianca, bisogna avere la Vespa bianca. E per chiudere ascoltiamo 50 Special di Cesare Cremonini e con lui vi auguriamo una buona giornata e l'appuntamento è per domani. 50 Special, buongiorno Sicilia. A domani.